Venerdì 3 novembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepaz accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano riferita alla situazione del maltempo che sta attanagliando anche la provincia di Belluno. Questo è il titolo: scuole chiuse, treni fermi. Il prefetto fa predisporre generatori, Telios ferma la fabbrica, siamo nel comune di Longarone. Zaia, presidente della regione, evitate spostamenti inutili. La nuova ondata di maltempo, allerta rossa anche oggi e purtroppo c'è molta apprensione per un vigile del fuoco del comando di Belluno, vigile del fuoco disperso. Si tratta di Walter Locatello, classe 1979, è caduto in un canale tra Pos e Bastia, siamo nel comune dell'Alpago. Era fuori servizio. L'approfondimento di Contento da pagina 2 a pagina 5. Belluno, pensioni leggere, 50 medici dell'USL tentati dall'addio. Anao e Cimo lanciano l'allarme sulla tenuta del sistema, decurtazioni pesanti, la montagna rischia grosso. L'approfondimento di Dallanese a pagina 18. Feltre, bullismo sul bus, cicca spenta sulla mano dello studente, contatti tra scuola e famiglie per verificare eventuali precedenti. I genitori valutano se presentare denuncia per il ragazzo violento, subito un provvedimento disciplinare. L'approfondimento di Curto a pagina 23. Santo Stefano, tunnel ribassato per i lavori, camion a rischio stop. Il cantiere della galleria Comelico durerà 3 anni e mezzo, incognita sulla luce lasciata aperta dagli interventi. I camion rischiano di non passare neppure un giorno. Per quanto riguarda lo sport, offesa all'arbitro, 2 mesi di stop al tecnico di rugby. Si tratta di Alessio Dal Pont, squalificato per 60 giorni. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. In primo piano anche in questa edizione le ore di apprensione per i vigili del fuoco scivolato in un canale. Si tratta di Walter Locatello. Dramma ieri verso le 18 a Pos d'Alpago, un 42enne è caduto in acqua vicino a casa, ricerche anche nel lago. Oggi le scuole resteranno chiuse in tutta la provincia, anche Telios e Marcoline non apriranno gli stabilimenti. Scuole chiuse oggi e centro operativo aperto. È stata una notte difficile quella appena trascorsa, con decine di interventi da parte dei vigili del fuoco. Una piccola frana ha interrotto la Feltrina, chiuse le ciclabili di Cortina e la strada per il passo Mauria a Vigo. In serata allarme per la scomparsa di un vigile del fuoco fuori servizio, Walter Locatello, 42 anni, di Pos d'Alpago, scivolato nel canale Riu mentre aiutava il padre a sistemare sacchi di sabbia sull'argine. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte. A Longarone 2 aziende, la Telios e la Marcoline, resteranno chiuse oggi. Vediamo in questo scatto il vigile del fuoco disperso. Si tratta di Walter Locatello. La foto di copertina invece ci porta in Brasile. Longarone, il sindaco Padrin ha visitato Urussanga, e non solo il sindaco di Longarone ma anche quello di Soverzene. Parliamo di Gianni Burigo, accompagnato anche dalla vice sindaca del comune di Sedico, Gioia Sacchetta. Gemellaggio con il Brasile, ricorderemo il Vaionte. Il sindaco di Longarone Roberto Padrina ha visitato diverse città brasiliane durante il viaggio con la Bellunesi nel mondo e ha rafforzato il gemellaggio con Urussanga, dove sarà ricordata la tragedia del Vaionte, di cui ricorre il 60° anniversario. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: acquedotto guasto, ingorghi di auto. E ancora da Belluno, Babbo Natale quest'anno salta la corsa. Scuola, ultima campanella nel 2024, il Lollino costretto a chiudere, decisione della diocesi, ma i genitori degli 80 studenti cercano di salvare il liceo. Valle di Cadore, Unione Montana, Offer racconta le sue dimissioni. Marianna Offer e le dimissioni dall'Unione Montana Valboite. La sindaca di Valle di Cadore spiega la sua scelta per uscire dall'impasse. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 11. E ancora a Sedico, nasce il cantiere per far lavorare i disabili. Tutto questo con l'associazione Giovanni Conza. L'approfondimento di Pasuca a pagina 10. E ancora Comelico, galleria, 4 anni di disagi e sacrifici. L'approfondimento di Toscani, che interesserà l'intero territorio del Comelico per lavori in corso alla galleria del Comelico. L'approfondimento lo troveremo a pagina 11. Sport, rugby, 4 feltrine convocate nella nazionale Under 20, Feltre, Palazzo Gazzi, il comune ora punta alla riapertura. E ancora dallo sport, primi giri in gara sulla Kawasaki per Axel Bassani, obiettivo entrare in sintonia con il team.
Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno, poi proseguiremo con il Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano interessa il giovane pompiere che è scivolato in un canale ed è purtroppo ancora disperso. Walter Locatello, 42 anni, di Puos, stava sistemando sacchi di sabbia lungo il Riu insieme al papà, ha perso l'equilibrio ed è stato inghiottito dall'acqua. Si sono affievolite con il passare delle ore ieri sera le speranze di trovare ancora in vita Walter Locatello, il vigile del fuoco di 42 anni caduto nel torrente Riu a Puos, in comune di Alpago, ieri intorno alle 18. Con lui c'era il papà Giacinto e insieme stavano controllando il livello del Rio che corre a pochi metri dall'abitazione e volevano sistemare dei sacchi di sabbia a protezione dell'abitazione proprio in previsione della piena della notte. Era buio e il terreno fradicio della pioggia caduta insistentemente per tutto il pomeriggio. Walter è scivolato proprio mentre si trovava sull'argine, più impetuoso dal consistente volume d'acqua. Il papà ha subito chiamato i soccorsi ed è scattato il protocollo previsto in questi contesti tra volontari del soccorso alpino e i colleghi di Walter ieri a Puos nello Slargo, che si trova a pochi metri da uno degli ultimi ponti sul torrente prima del lago di Santa Croce. C'erano una cinquantina di uomini. Sono stati suddivisi in squadre, alcuni hanno percorso le sponde da valle a monte con le torce per verificare che Walter non fosse riuscito ad aggrapparsi a qualche masso sporgente o a qualche ramo, altre sono state collocate alla foce per accertarsi che l'uomo non fosse stato trascinato fino a lì. I sommozzitori intanto con il gommone erano nel lago per scandagliare anche lì il tratto antistante la foce. Altri uomini ancora erano stati dislocati sui ponticelli che attraversavano il fiume, illuminando con potenti torce il corso del Riu. Allarme è scattato intorno alle 18, vediamo in questo scatto un primo piano del vigile del fuoco Walter Locatello e le ricerche in corso a Puos dalle 18 di ieri sera. Walter Locatello è diventato papà da pochi mesi, ieri era il suo giorno di riposo, la preoccupazione per le possibili conseguenze del maltempo lo hanno spinto a prendere le giuste precauzioni per proteggere i suoi, davvero pompiere. E il maltempo interessa tutta la provincia, fango, ghiaia e detriti, Feltrina chiusa a Fener, ore di ansia in provincia, la colata ha costretto gli automobilisti ad attendere che i vigili del fuoco riportassero le condizioni di sicurezza. Cortina, ordinanza di chiusura della ciclabile, Longarone, Telios e Marcolin restano chiuse 2 aziende del settore dell'occhialeria. L'intervento, frana di via Medile, pronti 70.000 euro per ricostruire la strada devastata ed ecco appunto la situazione della strada che è stata completamente danneggiata dal maltempo di questi giorni e un'altra frane che ha in questo caso interessato il comune di Feltre. Dopo questo approfondimento riferito al maltempo in provincia di Belluno, una situazione difficile per una storica scuola bellunese, si parla dell'Ollino nel 2024, ultima campanella, il preside invita a valutare l'iscrizione in un'altra scuola ma i genitori si mobilitano per cercare di salvare il liceo. Costi troppo elevati, la diocesi costretta ad intervenire ogni anno per ripianare i conti, lo farà solo a fine agosto. Tra le ipotesi la cessione delle aule a Confindustria per l'avvio di un liceo della transizione ecologica digitale. L'emergenza Santa Claus Running Cassalverde quest'anno salta l'edizione che interessa il capoluogo bellunese. E ancora dal capoluogo, acquedotto guasto, traffico in tilt, concluso l'intervento vicino al ponte sull'Ardo a Borgo Pra, ritardo dovuto al meteo che aveva costretto al rinvio a ieri. Il presidente del BIM GSP Somavilla conferma la vecchiaia della rete e l'urgenza di procedere alla sua modernizzazione. Il progetto We Love Nevegal, nel logo del colle il gallo, le creste ed il cielo azzurro. Ecco qui il nuovo logo che ha l'obiettivo di promuovere appunto lo storico colle del capoluogo bellunese. Passiamo a Feltre con pagina 8 del Gazzettino di Belluno, Palazzo Gazzi verso la riapertura. Il comune ha emesso un nuovo bando per cercare un gestore del ristorante che si trova in Piazza Maggiore. Il locale è molto importante per il rilancio della cittadella, è chiuso dal 2011 nonostante sia sottoposto al restauro. Arsie, Galleria di Arsie, da domenica chiusura notturna del tunnel, l'ordinanza emessa da Veneto Strade resterà in vigore fino a sabato 18 novembre. E ancora a Feltre, crollo lungo la panoramica, il comune sistema la strada, l'assessore Andrea Bona, stiamo predisponendo il piano dei lavori, vista l'importanza della via si dovrà procedere in tempi molto brevi. Ancora ad Arsie, la casa è pericolante, demolita dal comune, non trovando i proprietari, i lavori pagati dal municipio. E ancora dal Feltrino Pedavena, commemorazione dei caduti, domani le cerimonie.
Passiamo a Sedico, Provvidenza, il cantiere si allarga. Dopo la sede di San Fermo a Belluno, l'associazione ieri a Sedico ha inaugurato i nuovi laboratori nell'ex asilo Cons. L'impresa sociale si occuperà della produzione di prodotti di packaging per le aziende e materiali didattici per le scuole. La ditta darà lavoro a persone disabili in età post-scolare, già seguiti da USL e ASSI. A Gordino Sedico, nuova vita ai rifiuti tessili, Valpe Ambiente li raccoglie. E ancora da Falcade, dagli alpini dell'Alto a Gordino, aiuti all'asilo di Falcade. Siamo in Comelico, un disastro i lavori in galleria, il maxi cantiere del tunnel fa sbottare. Alfredo Comis, presidente del comitato: ci aspettano 4 anni di sacrifici e disagi, alla politica aspetta darci compensazioni. Sul maxi cantiere del tunnel tra Tarlisse e Ponte della Lasta, sulla 52 Carnica, il comitato Galleria Comelico bis chiama in causa direttamente la politica. Abbiamo davanti quelli che in realtà e come minimo saranno 4 anni di sacrifici e disagi, sbotta il presidente Alfredo Comis. A questo punto la politica deve capire le nostre difficoltà e prevedere delle compensazioni. ANAS, titolare della fondamentale arteria stradale, l'unica che mette in comunicazione il Comelico con il resto della regione dal fondovalle, fa il suo lavoro e tira dritto sulla propria tabella di marcia. Il 15 novembre scade il termine per la presentazione delle offerte per realizzare le ingenti opere lungo i 4 km del traforo, tra soprattutto interventi nel sottosuolo e lavori in ambito acquedottistico, impianti per la trasformazione tra alta e media tensione, tecnologici antincendio di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni, componenti strutturali in acciaio ed opere strutturali speciali. Il tutto per oltre 96 milioni di euro, IVA esclusa, e in un arco di tempo di 1066 giorni. Cortina d'Ampezzo, 3 sottopassi nel piazzale dell'ex ferrovia, variante urbanistica visionabile in comune fino al 18 di novembre. Previsto, tolto e ora rimesso, torna all'albergo che avrà una superficie di 2700 metri quadrati. Valle di Cadore, enti locali in crisi, Offer racconta perché ha lasciato l'Unione Montana, la sindaca di Valle ha scelto di dimettersi per risolvere l'impasse, l'approfondimento a firma di Bolzonello vi aspetta in questa pagina. Da Valle di Cadore a Oronzo di Cadore, iniziative per famiglie e studenti per la scelta delle scuole superiori in collaborazione tra comune e liceo linguistico. Questa dunque è l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. In primo piano, a pagina 3, la notizia che interessa il comune di Alpago e i vigili del fuoco. L'emergenza maltempo, scivola nel torrente davanti al papà, vigile del fuoco inghiottito dalle acque. Notte di ricerche per Walter Locatello, classe 79, in 50 setacciano le sponde del canale Riu e del lago. Ragazzo d'oro, sempre con noi, il comandante rientra da Ferrara. Antonio Del Gallo ha scandagliato le rive del torrente insieme ai colleghi. E sempre in merito al maltempo, chiuse tutte le scuole del Bellunese, treni fermi, strade interrotte da frane, nuovo stop sulla provinciale in Val del Mis, deviazioni sulle statali Carnica e Alemagna, allagata la piazza di Puos. A Quero, transenne sul ponte Bailey, Vigo, vie alternative difficili per il camion. E ancora precipitazioni in mattinata, limite neve fino a 1300 metri, in giornata dovrebbe attenuarsi questa seconda perturbazione. Ieri sulle Prealpi ha piovuto il doppio rispetto alle Dolomiti. E sempre in merito al maltempo, attivato il centro soccorsi, pronti generatori e ruspe, il prefetto Savastano, prefetto di Belluno: occorre limitare all'indispensabile gli spostamenti, appello al buon senso degli imprenditori, Telios sceglie di fermare la produzione. Sciucaz, colata lungo la strada, riaccese le paure dei residenti. La frazione 4 anni fa fu evacuata a lungo per la frana incombente. Veneto Strada è intervenuta sgomberando e liberando l'asfalto. Notizia in questo caso che ci porta nuovamente in Alpago. E continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 18. Sanità. Taglio alle pensioni, rischio esodo per una cinquantina di medici ospedalieri. Annao e Cimo lanciano l'allarme sulla tenuta del sistema. Decurtazioni pesanti, la montagna rischia grosso. Infermieri dipendenti di enti locali, 2000 lavoratori sotto attacco. Nursing Up, FP, CGIL in ansia, molti giovani sceglieranno di emigrare all'estero. Fiocco, noi scenderemo in piazza il 17 novembre, quindi momenti difficili di protesta per il settore sanitario che ovviamente interessa anche il territorio bellunese. Pagina 19, il mondo dell'istruzione, concorso straordinario per 4.000 precari della scuola bellunese, rivolto a chi ha 3 anni di servizio e ai laureati con 24 CFU. Benvenuti della CISL, molti docenti avranno un posto fisso. E sempre in merito alla scuola, notizia di spalle, amministrativi inesperti, gli istituti esternalizzano le attività pensionistiche, la denuncia dell'organizzazione sindacale.
Contributi alle imprese, fondo di rotazione boom, 147 richieste per 18,5 milioni, a comunicarlo la consigliera provinciale Serenella Bogana. Capoluogo bellunese, via col Cavalier più sicura, l'anno prossimo il cantiere, il consolidamento della strada inserito nel piano delle opere pubbliche 2024, documento asciutto, l'assessore Roccon, inseriti solo interventi per cui abbiamo progetti. Altre due notizie brevi che interessano il capoluogo: lo smottamento, sacchi di sabbia e telo rotti, la frana a San Francesco allarma residenti preoccupati, il comune riposizioneremo le protezioni sulla strada la prossima settimana, il cantiere nel 2024. E ancora crolla al muretto, strada chiusa, tiro a segno irraggiungibile, è impossibile arrivare al poligono dove si addestrano forze di polizia e guardie giurate, la questione competente blocca la messa in sicurezza. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo quindi con i ragazzi dell'ITI Segato, si ritrovano dopo 55 anni ed ecco gli allora studenti del 68 e gli attuali ex studenti dopo ben 55 anni. Laboratori nelle scuole, raccolta cibo, i giovani combattono lo spreco alimentare, al via il progetto coordinato dal Comitato d'Intesa, i ragazzi protagonisti arrivano da Spagna, Albania e Tunisia. Feltre, cicca spenta sulla mano, bullismo sul bus, contatti tra scuole e famiglie per verificare eventuali precedenti per il ragazzo violento, subito un provvedimento disciplinare. I genitori valutano se presentare denuncia, il preside è deciso a non lasciare correre. Continuiamo con pagina 25, caso chiuso, Pestola ex dipendente in piazza Serena, 3.000 euro le scuse, l'aggressione avvenne dopo una conciliazione sindacale, il lavoratore lamentò un post discriminatorio sui social. Altre notizie brevi, codice rosso sulla ex, richiesti domiciliari, accuse da provare, notizia che interessa Feltre come quest'altra, caffè espresso al bar nell'emergenza Covid, impugna la sanzione. A sé, altri lavori in galleria da domenica fino al 18, chiusura notturna. Passiamo a Pedavena, tetto, infissi e cappotto, la biblioteca si rinnova con 430.000 euro, pronto il progetto per migliorare il comfort degli utenti, il sindaco Castellaz, puntiamo al bando riservato ai piccoli comuni. Notizia di spalle, doglioni dell'Ascom, snodo Formegan da risolvere subito. E continuiamo con pagina 27, il cantiere approda a casa Conza, spazi più centrali e accessibili, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Sedico Bribano Eroe, unico consiglio pastorale per le 3 realtà locali, Sospirolo, variazione al bilancio lunedì in consiglio comunale. Mondo delle imprese bellunesi, siamo a Longarone, al via la cassa straordinaria per i 439 dipendenti ex Safilo, firmata ieri la direzione del lavoro regionale, la richiesta per l'ammortizzatore Telios e Innovatec garantiranno il 100% dell'indennità ai loro dipendenti. Cena servita dai sindaci e iniziative di solidarietà, ritorna a Restart Alpago ed ecco i 3 sindaci rispettivamente del comune di Chies d'Alpago, di Tambre e di Alpago. E ancora dall'Alpago, mostre e cerimonie, l'Alpago riunito per le forze armate, l'appuntamento si è svolto nel comune di Tambre. Siamo a pagina 29, casa di riposo, Bulfa al contrattacco, parlino con noi e ripaghino l'azienda. A Taibon il presidente della Onlus di gestione ribatte all'Unione Montana, il patrimonio deve servire ancora per gli anziani. Ponte nelle Alpi, sanzione sui rifiuti, ditta perde la causa contro la provincia e da Falcade, vittime dell'alluvione, cerimonia a Somor, l'appuntamento domani alle 14 sulla piazza della frazione Somor dove nel 66 morirono 11 persone a causa dell'alluvione appunto del 1966. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al futuro dei lavori rivolti alla Galleria del Comelico, incognita riduzione d'altezza sul transito in Galleria Comelico, sale la preoccupazione per la modalità dei lavori di sistemazione del tunnel, l'abbassamento della volta impedirebbe il passaggio diurno dei camion più alti. A Auronzo, consumo di suolo, scontro politico tra i gruppi consigliari e ancora Comelico Superiore molestava e insultava la sua padrona di casa, 1 anno e 10.000 euro. Rimaniamo in Cadore, c'è un Red Anziani in legno nel bosco colpito da Vaia. Giorgio Osta ha completato il gruppo di sculture dedicato ai Pooh, fatte con i tronchi caduti. Il falegname ha ricevuto una chiamata dal bassista, mi ha detto che verrà a Padova. Ed ecco che vediamo in questo scatto Giorgio Osta con la statua dedicata a Red Anziani. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società. In libreria, gestire le migrazioni è possibile solo se prima ci si impegna per comprenderle. Il saggio di Stefano Allievi, che dal tema si occupa da sempre, i cambiamenti non si possono fermare, si regolano.
E con la rubrica Giorno e Notte vediamo cosa avviene, cosa succede a Belluno. Ecco la rubrica: il viaggio di Malik morto sul barcone con in tasca una super pagella. Parole e musiche per raccontare la storia, appuntamento alle 20:30 nel centro civico. Siamo in questo caso nel comune di Sospirolo. E a Borgo Valbelluna una mostra sui 40 anni del coro di Trichiana. Domenica Santo Stefano di Cadore al Calar del Sipario al Cinema Piave per autunno a Teatro Incomelico. E adesso lo sport bellunese, reiterate parole offensive verso l'arbitro, il tecnico Dal Ponte squalificato per 60 giorni, rugby ma il coach del Belluno non ci sta, ero fuori dal campo, qualche parola mi è sfuggita, però nulla di così grave. Calcio di Serie D, Dolomiti sulla strada che porta a Chions, la priorità è ritrovare intensità e attenzione. Calcio a 5 Serie D, Alimana alle 21:30, Gemelle e Montello faccia a faccia, le super favorite. Ok, Under 15, Cortinale che da piano ancora in vetta sotto braccio. Troverete anche un'intervista a pagina 39 del presidente del Belluno Volley da Rod, senza il servizio non vai da nessuna parte. Ancora altre brevi notizie sportive: podismo a Salce, Igne, Ronchena, le 3 gare del fine settimana. Curling per il team Costantini, una doppia vittoria nella prima giornata dell'Halifax Classic. Tennis tavolo in 50 al torneo del Parco Lotto, il successo va a Bressane e Ascarton. Corsa in montagna, Vertical Pizzocchi, i bellunesi fanno il pieno su 2 podi. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, tempo variabile nel complesso della giornata ma con spazi di sereno anche ampi all'inizio degli addensamenti nuvolosi più estesi dal tardo pomeriggio in poi. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.